Prima un'esercitazione di assistenza a persone ferite all'interno di un pullman accidentato, poi lezioni di manovre di primo soccorso e di impiego del defibrillatore. I migliaia a Caorle hanno seguito le dimostrazioni dell'Health and Rescue Day, giornata dell'ULSS 4 Veneto Orientale dedicata a gestione emergenze, prevenzione e sensibilizzazione su tematiche sanitarie. Ci tenevamo in particolar modo a organizzare a Caorle, come abbiamo fatto anche la scorsa estate, questa esercitazione che ha una doppia funzione: da un lato consentire ai tecnici, ai nostri professionisti, alle forze dell'ordine di addestrarsi simulando casi che per fortuna non sono reali ma che potrebbero verificarsi, e poi anche lanciare un messaggio sulla vacanza sicura. In Viale della Madonna dell'Angelo si è simulato il soccorso ad un autobus con vari passeggeri che ha subito un incidente dopo che l'autista è stato colpito da un malore, con l'arrivo dei vigili del fuoco, della polizia locale e delle ambulanze del SUEM. I feriti sono stati soccorsi e trasportati nei luoghi di cura. È una bellissima testimonianza, io la definirei così, per far capire ai residenti ma anche ai turisti quali sono le forze in campo e qual è la loro dedizione e la loro professionalità, far capire qual è la qualità dell'offerta turistica, perché l'offerta turistica passa anche attraverso la sicurezza nell'emergenza. Ci sono le forze dell'ordine, c'è l'ASL, la cooperativa Castelmonte, per cui medici, operatori, infermieri, i vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza. Ecco. In Piazza Vescovado i più giovani sono stati protagonisti delle dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare. A seguire lezioni di disostruzione delle vie aeree nei bambini. Assistere a queste manifestazioni è sempre molto emozionante, perché ci si rende conto di quante professionalità intervengono in questi casi così drammatici, nel reale ovviamente, e quanto sia necessaria la coordinazione e la collaborazione di tutte le forze che intervengono, che sono appositamente addestrate per garantire la massima qualità e il massimo impegno alle persone che rischiano la vita.